di opposizione avete in mente? Beh, noi abbiamo intenzione di fare un'opposizione costruttiva, stimiamo la Maria Ghimenton, poi bisogna vedere il resto della squadra perché sarà composta da tanti tipi di forze, sia di AVS sostanzialmente, del PD e rimanente, per cui bisogna capire un secondo come sarà la situazione. Ecco, lei è stato l'uomo che comunque ha riuscito a riunire il centrodestra, con complimenti anche dal centro-sinistra. Ci ricordiamo le ultime sedute in Consiglio Comunale, Sì. che proprio riguardo alla notizia del suo trasferimento in provincia c'è stato un apprezzamento bipartisan. Che ruolo avrà in questo Consiglio Comunale? E poi, visto che ormai sembra quasi un po' una maniera che il candidato perdente poi dà le dimissioni, resterà in Consiglio? Beh, adesso è presto per dirlo perché vediamo nei prossimi giorni. Quindi non è sicuro che rimarrà in Consiglio? Vediamo nei prossimi giorni. Ecco, nel caso, ovviamente se sarà lei a guidare in qualche modo l'opposizione, sarà un'opposizione diversa da quella che eravamo stati abituati qui a Castelfranco, diciamo quella del muro contro muro, senza dare responsabilità né da una parte né dall'altra? Beh, io credo che se avessimo vinto noi la composizione del Consiglio Comunale sarebbe stata molto diversa dalla precedente. Probabilmente con la vittoria di Maria Ghimenton una serie di persone che erano in opposizione adesso saranno in maggioranza, saranno forse le stesse, adesso bisognerà capire la composizione. Per quanto riguarda me, sicuramente, anzi, io credo che la città chieda che i toni vengano abbassati e i litigi che ci sono stati negli ultimi 2 anni non hanno certo fatto bene a Castelfranco, sia da una parte che dall'altra. Quindi spero che la prossima amministrazione, il prossimo mandato sia all'insegna dell'interesse per la città e all'insegna della correttezza anche nei rapporti. Che sentimento prevale in questo momento? Beh, un po' di delusione ce l'ho, però sono anche sicuro di aver fatto tutto il possibile e anche tutta la mia squadra che ringrazio veramente perché tutti i candidati che hanno corso per me e assieme a me hanno dato il massimo e sono stati bravissimi.